Il welfare aziendale in Veneto fa segnalare un'inversione di tendenza rispetto al passato. Il trend dell'era post-Covid è quello di prediligere il benessere lavorativo al salario. Dunque, per la maggior parte dei lavoratori è più importante avere tempo libero e condizioni di lavoro flessibili piuttosto che il classico aumento di stipendio. Che ormai i lavoratori quello che chiedono non è più salario, ma è tempo libero, è la qualità della vita, è la sensazione che valga più l'istante rispetto a un tempo lungo della vita. Oggi non si parla più quindi di salario, ma di welfario, è una nuova terminologia che identifica un modo nuovo di far lavoro. Proprio nel nostro territorio si è svolta una vera e propria maratona di eventi organizzata da Veneto Welfare e promossa da Veneto Lavoro e Regione del Veneto per riflettere sulle tematiche del welfare. Credo diventi sempre più importante proprio per le difficoltà create dall'era Covid. Il tessuto produttivo è cambiato, le relazioni sociali sono cambiate, le esigenze probabilmente familiari e anche educative, nel caso nostro specifico di questo contesto, sono profondamente cambiate, per cui un dialogo aperto e un confronto attivo diventa assolutamente fondamentale. La cosa più interessante che abbiamo comunicato in questi giorni è che in pochi anni siamo passati dal 33% al 42% di adesione alla previdenza complementare pensionistica. Un aspetto importante che conferma come i lavoratori in Veneto abbiano deciso di utilizzare il sistema della pensione complementare di natura contrattuale per poter sostenere l'impegno futuro di uscita dal mondo del lavoro.